Oggi Open Day all'Istituto Politi di Agrigento nella nuova sede che è l'ex Istituto Foderà. Sì, in realtà stiamo organizzando diversi momenti da dedicare agli studenti che si apprestano a fare una scelta molto importante che sarà che segnerà le loro scelte future e i loro percorsi di studio successivi. Lo stiamo facendo sia presso i locali che attualmente sono ospitati in via Cimarra, sia presso le classi e i laboratori della sede di via Crone. Sono sicuramente occasioni pensate per mettere in condizioni chi arriva dall'esterno di osservare, di conoscere quali sono le modalità operative che vengono adottate a scuola tutti i giorni. Ad accogliere questi ragazzi e oggi le loro famiglie saranno i nostri stessi studenti, quelli che già conoscono i laboratori, gli spazi della scuola che vengono animati anche grazie alla presenza dei professori per cercare di rendere il più possibile chiara quell'offerta formativa che è molto ricca, che l'Istituto Raffaello Politi presenta e che riguarda sia liceo scientifico e liceo scienze applicate, liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, liceo artistico. Per cui una scuola oggi impegnata in prima persona, emozionata e in grado di poter raccontarsi, scoprendo nel frattempo quanti talenti popolino le nostre classi, perché di fatto abbiamo studenti che sono in grado di raccontare e rappresentare le loro abilità in tantissimi campi. Il personale oggi è a disposizione, come lo sarà nelle prossime occasioni, sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano. Questo perché, nel rispetto dei termini fissati per le iscrizioni, ciascun genitore, ciascuno studente soprattutto possa avere l'opportunità di arrivare a quella scelta con le idee chiare, con tutte le informazioni che possiamo fornire. Professoressa Rangatore, oggi Open Day all'Istituto Politi nella nuova sede di Staccata. Oggi è una giornata di festa, abbiamo voluto anticipare le festività natalizie invitando le famiglie, gli studenti e le studentesse delle classi terze medie di Agrigento e della provincia a questa nostra prima giornata di scuola aperta, a cui seguiranno altri appuntamenti. L'attività di orientamento è in effetti già cominciata da un mese, perché tutti i sabati mattina abbiamo accolto nel mese di dicembre gli studenti che ne hanno fatto richieste. Abbiamo permesso loro di trascorrere un giorno da liceali nei nostri percorsi, quindi distribuendoli negli indirizzi che sono attivi nel nostro percorso di studi, quindi il liceo scientifico anche con opzione scienze applicate, il liceo scientifico STEM e il liceo delle scienze umane anche con opzione economico-sociale e il liceo artistico. Abbiamo anche dato molto spazio alla valorizzazione dei talenti, quindi ci saranno anche dei momenti artistici che caratterizzeranno questa giornata di oggi con i nostri studenti che si esibiranno in performance musicali dal vivo. Per noi è importante coltivare talenti perché pensiamo che questo sia la scuola, quindi puntiamo molto su questa grande collaborazione che si crea tra la scuola e la famiglia, che è sicuramente il passo importante per iniziare un percorso educativo per tutti i ragazzi. Oggi abbiamo allestito dei corridoi tematici, quindi c'è un corridoio umanistico e delle scienze umane, un corridoio scientifico, abbiamo aperto i nostri laboratori, abbiamo anche allestito l'aula di robotica e di STEM che è un po' il nostro fiore all'occhiello, nonché il corridoio del liceo artistico. Sono Salvatore Marchiti e frequento l'ultimo anno del nostro istituto. Questa mattina è una mattinata speciale, una mattinata diversa da tutte le altre perché accoglieremo con molto piacere gli studenti delle varie scuole medie della zona. Questa mattina siamo qui per dimostrare, per parlare dei nostri indirizzi, ma più di parlare dei nostri indirizzi vogliamo puntualizzare un aspetto fondamentale.
del nostro istituto, che è quello della famiglia. In questo istituto gli studenti che verranno troveranno una vera e propria famiglia ad accoglierli. Sì, perché per noi è importante la persona, è importante valorizzare l'individuo in sé. Non parliamo di numeri, ma parliamo di ragazzi che hanno un nome e un cognome. Inoltre vogliamo anche puntualizzare l'aspetto umano dei professori, che non sono solamente delle istituzioni, non sono solamente delle persone che stanno dall'altra parte dell'aula, ma sono delle persone che comunicano e si utilizzano insieme a noi.